Case di via Monte Prabello a Favaro Veneto, qui tutte le 50 e più famiglie hanno ricevuto l'aumento dell'affitto. Continua anche oggi il nostro reportage sugli alloggi Ater della Vergogna, costruzione degli anni 70 ma mai manutenzionate al punto che anche l'ordinario qui è diventato straordinario. Calcinacci, pezzi di marmo e cornicioni si staccano ripetutamente dal tetto e da sotto le finestre per cadere direttamente sul cortile mentre i bimbi giocano o, come in questo caso, planare sul poggiolo del piano di sotto e lì trovare l'equilibrio nel disequilibrio totale. E poi ci sono i lavori mai completati degli sfiati delle caldaie. Vedete questi tubi? Sono quelli che, anziché essere stati portati sopra i tetti, sfiatano fumi di ogni genere direttamente sotto alle finestre delle case, intossicando chiunque abbia l'ardire di aprirle, paradossalmente, per far cambiare l'aria. Pratica in uso da molte famiglie qui, specie d'inverno, è necessaria per cercare di contrastare l'umidità che qui si vede con appartamenti letteralmente mangiati dalla muffa che divora ogni cosa, materassi, lenzuola, vestiti, persino le scarpe. Si sta sbriciolando tutto, guarda, guarda come cade giù, tutto, guarda, che crepe qua, anche questo. Ma non basta, guardate questa lamiera mai messa in sicurezza che spunta sotto a un porticato proprio a ridosso di uno dei tanti tunnel che mettono in collegamento due degli ingressi dello stabile, dove, manca a dirlo, i bimbi si dilettano a ritrovarsi per i giochi lungo la corte. E poi le crepe e le lesioni che si estendono per metri in verticale, sia lungo i muri perimetrali che, e qui c'è da temere il peggio, lungo i colonnati. Per non parlare delle plafoniere sotto i portici, rotte e mai riparate con i cavi a vista, ed è buio di sera. Fuori come dentro, vedete? Interruttori di corrente senza scatola, dove chiunque può restare intrappolato tra le prese, specie le piccole manine dei bimbi. Dal capitolato di spesa degli unici passati lavori si legge che sono stati investiti ben 60.000 euro per un solo appartamento al primo piano, al momento chiuso e non si sa se assegnato. Insomma, queste sono vere e proprie case trappole che definirle ghetto non si fa un torto a nessuno, dicono i residenti.